Audizione della Presidente della Regione Serracchiani sulla Newco che subentrerà ad Autovie. Un percorso già avviato e con le caratteristiche per evitare scossoni e cambi di traiettorie. Sì dunque al coinvolgimento di ANAS per la creazione di una nuova società interamente pubblica che permetta ad Autovie Venete di rinnovare la concessione dell'autostrada A4 Venezia-Trieste senza gara. È quanto emerge dal confronto diretto tra Ministero delle Infrastrutture e Commissione Europea presentato nel corso dell'audizione davanti alla prima commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Si sono avuti dunque i chiarimenti sull'eventuale matrimonio tra ANAS e Ferrovie dello Stato. La possibile fusione non compromette la natura pubblica al 100% richiesta come condizione per la nuova società in house e dunque si può andare avanti senza la necessità di gare. Speriamo che si riesca a giungere presto a una conclusione. Rimaniamo comunque un po' dubbiosi sul ruolo che poi ANAS e quindi di conseguenza lo Stato avrà nella gestione e nella definizione delle politiche di questa Newco che si andrà a costituire.